Un convegno per discutere del libro Perché è stato ucciso Pio La Torre, che personaggio era, quali i temi evidenziati da questo libro. Ma noi con questo libro tentiamo di fare chiarezza sui motivi dell'uccisione di Pio La Torre. In questi anni si è detto molto, si è scritto molto, anche polemicamente, addirittura in un certo periodo si è sostenuto che Pio La Torre potesse in qualche modo essere stato ucciso addirittura dai suoi compagni di partito. Noi tentiamo con questo libro di fare chiarezza, di ricostruire il momento storico e indichiamo quale secondo noi è la vera causa di questo omicidio. Noi siamo assolutamente convinti che Pio La Torre sia stato ucciso dalla mafia, ma dalla mafia è stato ucciso perché si opponeva alla realizzazione dei missili cruise in Sicilia. Era una scelta di politica internazionale che lui stava ostacolando con un grande movimento. La dimensione internazionale non poteva consentire appunto che quei missili non venissero installati lì a Comiso. Nel mondo internazionale, negli scenari della politica internazionale, il ricorso all'omicidio non è poi un fatto così strano e così sconvolgente. L'eliminazione di un nemico politico è tutto sommato fa parte della storia di questo pianeta. Ebbene, Pio La Torre noi crediamo sia morto a causa di questo movimento, ucciso ovviamente dalla mafia che ha stretto un patto con forze oscure internazionali. Un grande siciliano che ha speso la sua vita per i lavoratori, per il riscatto della Sicilia, per la libertà della Sicilia, e quindi noi pensiamo che anche attraverso questa iniziativa che noi abbiamo posto in essere si possa restituire alla memoria dei siciliani, alla storia della Sicilia, questa grande figura che è stato un punto importantissimo per la costruzione di quel tessuto democratico, di quella libertà che la Sicilia sempre ha anelato e su cui La Torre, come dire, è stato un protagonista.